Buon pomeriggio da Anna Franchino, ben ritrovati. Ricomincia il calciomercato e noi siamo qui puntualissimi, qui in mercato proprio su TEN Teleuropa Network. Ci siamo lasciati circa un anno fa di questi periodi parlando appunto di mercato, dei colpi delle squadre calabresi, ma non solo, abbiamo parlato anche del mercato di Serie A. Ritrovo il mio compagno di viaggi, Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio. Buon pomeriggio a tutti voi, tutte le ultimissime di calciomercato. Insomma, oggi comincia questo viaggio che ci porterà via via a raccontare tutti i retroscena, tutti i blitz segreti delle squadre calabresi e non, una maratona che partirà oggi, andrà avanti domani e poi vedrà il suo culmine con l'approfondimento del giovedì. Un viaggio importante, quindi rimanete con noi perché tra pochissimo tante notizie importanti. Tante notizie, Attilio, lo dicevi tu, parleremo appunto del mercato, anche se non è entrato nel vivo perché come sappiamo bene partirà dal 1° luglio, però quest'anno si allunga, Attilio, il mercato, abbiamo visto che arriverà addirittura fino a settembre, quindi insomma vi terremo compagnia per diverse settimane. Intanto andiamo a presentare l'ospite di oggi, e con noi un agente sportivo, Dino Farina. Tu dicevi proprio il più giovane agente sportivo che c'è in circolazione. Buon pomeriggio. Dino. Sì, buon pomeriggio e grazie a voi per avermi invitato qui. È un onore per me essere qui con voi. Insomma, fare l'agente alla tua età, non è, fare l'agente in generale possiamo dire, non è una cosa semplice, però insomma ti devi barcamenare fra diversi, chiamiamoli così, fra virgolette, squali del Sì, è un sport. mondo difficile, ma sto cercando di emergere. Fai benissimo, Attilio. Insomma, partiamo adesso dalle varie notizie. Iniziamo proprio con la grafica delle notizie del giorno. Da qui inizieremo la nostra discussione e vedremo quello che ci diranno insomma, i giornali, ovviamente i siti internet. La nostra trasmissione è molto veloce. È un work in progress, diciamo, molto estiva, molto fresca. Partiamo però con le notizie del giorno che riguardano le formazioni calabresi, grazie anche alla schermata che abbiamo preparato con la nostra regia per il Cosenza. Appuntamento in agenda in questi giorni con la Fiorentina per cercare la permanenza di Jaime Baez. Il Crotone, in programma un summit col Torino per Buongiorno, ma la notizia che possiamo dare con assoluta certezza, verificata nella giornata di oggi, è che addirittura d'arrivo l'approdo da Gibilterra di Gabriele Novello al Catanzaro. Trattativa addirittura d'arrivo, è prevista la firma in questa settimana, un mercato che entra nel vivo sempre di più. Entreremo tra pochissimo nel merito delle strategie del Cosenza con il viaggio del direttore Stefano Trinchera a Milano e i vari incontri che il Crotone ormai sta portando avanti da diverse settimane, ma le breaking news partendo con l'incontro del Cosenza per Jaime Baez e Buongiorno, obiettivo concreto per la difesa del Crotone. Tante notizie di Serie B, però insomma Matteo, quella più fresca delle ultime ore è questa che riguarda il Crotone. Prima proprio di parlare di questo io manderei dalla regia proprio al nostro regista Enzo Leonetti la clip che riguarda proprio uno degli acquisti in mente al Crotone, il difensore che si chiama appunto Rutten. Andiamola a vedere insieme. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, nah, 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 nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, 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 nah. I'm over you and I don't need your lies no more, 'cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'll change up a cold heart, but it was your game that last, 'cause ooh, I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Allora, parlando proprio di Rutten, cosa fatta? Fatta, è arrivata l'ufficialità, un'operazione a sorpresa portata avanti dal direttore sportivo Beppe Orsino in tandem con il direttore generale Raffaele Vrenna. A sorpresa è arrivato anche il crisma dell'ufficialità con tanto di foto, con tanto di firma, ma il Crotone è una delle formazioni più attive nel campionato di Serie B per tanti ruoli, partendo da quello offensivo di Carmine. Resta il sogno per l'attacco, trattative e contatti avviati anche per Luca Vido. Nella scorsa settimana incontri, summit sia con l'Inter che con la Juventus,
Juventus, per valutare l'arrivo di Beruatto, calciatore già trattato nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, e con l'Inter obiettivo Pompetti, classe 2000, calciatore che piace moltissimo anche a Genoa e Cagliari, ma entreremo nel merito di questa vicenda tra pochissimo. Un Crotone scatenato, curato verso la permanenza, ci sono tutti gli accordi sia con il Genoa che con il calciatore per la prosecuzione del rapporto insieme. Si complica il ritorno di Väisänen, che avrebbe come priorità quella di valutare una proposta dalla Serie A. Il Crotone che ha definito e cosa fatta, anche qui manca solamente il crisma dell'ufficialità, l'intesa per l'arrivo di Mustacchio alla corte di Giovanni Stroppa, accordo raggiunto anche per un altro esterno. Si riparte quindi per costruire una formazione importante con tanti nomi che stanno emergendo per un Crotone, ribadiamolo, scatenato sul fronte calciomercato, duella con il Cosenza per Gaetano, si è messo in lista per il talento classe 2000, anche se le priorità oggi del Crotone sono quelle quantomeno di cercare di ottenere a stretto giro di posta degli esterni in grado di poter supportare al massimo le idee di gioco di Giovanni Stroppa. E proprio sul Crotone noi vi possiamo mostrare la schermata del calciatore proprio con la maglia rosso-blu in mano. Più avanti possiamo farvi vedere la firma proprio insieme alla società rosso-blu. Vediamo proprio Vrenna con il figlio, il presidente Vrenna e il figlio che sono proprio nella foto, mentre appunto Rutten appone la sua firma sul contratto. E a proposito di Crotone, a Dino volevo chiedere, è un Crotone che quest'anno deve dimostrare di essere una squadra che vuole ambire a molto di più, perché l'anno scorso ha fatto fatica anche a raggiungere questa salvezza. Sì, diciamo che le posizioni che ha avuto l'anno scorso il Crotone non sono quelle che gli spettano. Sicuramente il Crotone deve fare una squadra per quantomeno arrivare ai playoff o per lottare per la promozione diretta. Non sono le posizioni di margine, di bassa classifica quelle che spettano alla squadra rossoblù, quindi è giusto che il direttore generale Vrenna inizi a fare una squadra competitiva e che decidano tutti di puntare a un obiettivo, come è successo qualche anno fa, di puntare verso la Serie A, perché è una cosa che per la città di Crotone è molto sentita. Quando quei 2 anni di Serie A hanno trasformato in positivo la città di Crotone e c'è stata molta più aggregazione sociale. Ci sono le date, Attilio, del ritiro per quanto riguarda l'FC Crotone, anche se ancora insomma, saremo nel pieno del calciomercato, però la squadra rossoblù fa sapere che la data del ritiro sarà l'11 di luglio, mentre ovviamente il giorno dedicato alle visite mediche, mentre la domenica 14 la truppa rossoblù si trasferirà in Sila per l'inizio proprio vero e proprio del ritiro. Però un Crotone che ovviamente ha deciso di ripuntare, queste le notizie che ci sono state date insomma, nelle scorse settimane, sul direttore sportivo che è un caposaldo proprio di questa società. Il Crotone non può prescindere dalle conoscenze, dai contatti che ha il direttore sportivo Beppe Orsino, uno dei grandi del calcio italiano. Probabilmente avrebbe meritato anche una carriera diversa per quanto ha seminato nel corso di queste stagioni, nel corso di questi anni. È un direttore che ha fatto la storia del calcio italiano, ripeto, 26-27 anni con la stessa società, seminando talenti. I Bernardeschi, i Florenzi sono storia risaputa. Potremmo andare avanti per anni a citare realmente i talenti sfornati dal Crotone. Il Crotone che riparte da Beppe Orsino, attivo con il direttore generale Raffaele Vrenna. Abbiamo visto prima la foto dell'arrivo di Rutten, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso. Mustacchio, operazione definita, in arrivo anche un altro esterno oltre all'ufficialità di Rutten. Vido ipotesi per l'attacco, Di Carmine resta sempre il sogno, Curado verso la permanenza, Barberis in uscita piace moltissimo all'Ascoli e alla Virtus Entella. Barberis però fresco di rinnovo fino al 2021. Per quanto concerne i rinnovi di contratto, il Crotone ha deciso di mollare una settimana fa Mario Sampirisi, che era un'idea del Lecce. Mario Sampirisi che però viaggia diretto verso la Serie C, verso l'ambiziosa Monza di Silvio Berlusconi. Un altro che non rinnoverà con il Crotone è Marcus Rodien, che ha ricevuto un'offerta dal Belgio, un'offerta triennale dal Sint-Truiden, ma attende anche lui qualche proposta dalla Serie A. Ma un Crotone che inizia già a delinearsi secondo i dettami posti da Giovanni Stroppa.
appunto si è data fiducia anche al tecnico, evidentemente forse Dino questa scelta di sollevarlo dall'incarico è stata rivista anche in corso d'opera, ecco, dalla società. Sì, diciamo che gli allenatori come Stroppa devono avere i loro giocatori, devono avere anche molto tempo per esprimere le proprie idee. Secondo me è stato un errore esonerarlo in quel punto della stagione e quindi la stagione del Crotone è stata negativa anche per questo motivo. Credo che se Stroppa verrà accontentato i giocatori da lui chiesti verranno portati a Crotone, credo che il Crotone possa veramente fare un'ottima squadra e un'ottima stagione. Parlando invece di Cosenza, Attilio, quali sono le novità di mercato? Un Cosenza che ovviamente è impegnato su due fronti, ne parleremo magari domani anche con alcuni esponenti della tifoseria. Una cosa riguarda appunto lo stadio San Vito Marulla, ho detto l'approfondiremo ancora di più domani questa vicenda, questo tra virgolette braccio di ferro fra società e comune, però parlando invece di mercato, quali sono le novità? Ricordiamo che non ci saranno più Palmiero e Tutino che ai noi insomma sono giocatori che purtroppo sono tornati alla casa madre. Entrambi partiranno in ritiro con il Napoli, uno valutato 10 milioni di euro, il classe 96 Gennaro Tutino dal Napoli, per cui ci sono Genoa, Udinese e Sassuolo, ma non si è entrati nel vivo per una pretendente per assicurarsi Gennaro Tutino, mentre per Palmiero ci sono Frosinone e Pescara. Anche lì il Napoli non ha deciso il da farsi su Palmiero, lo porterà in ritiro, lo valuterà, ma in caso di Serie B occhio al Cosenza che avrebbe già una corsia preferenziale per Palmiero, quindi tenderei oggi a non chiudere le porte per un possibile ritorno certo. di Palmiero a Cosenza, ma possiamo dare un'ultima ora verificata in questo momento perché il Livorno è su Bruccini. Mirko Bruccini, scadenza di contratto con il Cosenza, il rinnovo appare cosa fatta, c'è stato un incontro settimana scorsa tra il direttore sportivo Stefano Trinchera e l'entourage, per Bruccini e per Idda non ci dovrebbero essere problemi, c'è l'interesse del Livorno che abbiamo verificato qualche minuto fa, dovrebbe rinnovare a meno di clamorosi colpi di scena anche Saracco, il direttore sportivo Stefano Trinchera che sarà impegnato in questa settimana, avrà un summit con Daniele Pradè per cercare di far ritornare a Cosenza Jaime Baez e avrà un summit anche con l'entourage di Embalo, Beppe Accardi. Su questo fronte apertura al ritorno a Cosenza di Carlos Embalo, perché Carlos Embalo si è trovato talmente bene a Cosenza che vorrebbe nuovamente tornare in Calabria. C'è una leggera apertura, filtra cauto ottimismo rispetto ad una settimana fa. Il Cosenza che cerca anche un grande attaccante, entreremo nel vivo su questo discorso da qui alle prossime settimane, ma le permanenze su tutto. Il Cosenza non vuole assolutamente smembrare l'ossatura che tanto bene ha fatto in questo campionato. Sciaudone, un altro capitolo a parte, per Sciaudone servirebbe uno sforzo economico, ma oggi le priorità sono altre. Ma ribadiamo l'ultima ora che abbiamo dato qualche secondo fa, il Livorno è su Bruccini, Bruccini però che ad un passo ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il Cosenza che cerca anche un centrocampista di rottura. Si è parlato di Koulibaly, si è parlato di Quan, tra l'altro ne ha parlato per primo anche il nostro Franco Segreto dal Corriere dello Sport, però al momento su Koulibaly e Quan ci sarebbero pochi margini per motivi nettamente differenti. Su Koulibaly c'è un interesse da una squadra francese, ma entrambi i calciatori sarebbero abbastanza lontani dal Cosenza. Un'idea per il Cosenza spendibile e Bianco, contatti avviati con la gente. Dino, invece parlando anche di Cosenza, anche qui si è rinnovato il contratto con il mister, perché il mister ha regalato questo sogno alla tifoseria dopo aver raggiunto la Serie B dopo 15 anni, è riuscito a mantenerla prima di ovviamente finire il campionato, cioè una salvezza arrivata anticipatamente. Sì, credo sia stata una scelta più che legittima e non credo ci siano state molte discussioni fra di loro, perché Braglia al momento è un eroe a Cosenza, ha fatto ciò che probabilmente nessuno si aspettava, cioè ovvero prima portare il Cosenza in Serie B e poi farlo salvare con anticipo. Credo che Cosenza come società di prima squadra, dobbiamo fare anche le differenze, sia abbastanza organizzato. Sono sicuro che fare un'altra squadra, quantomeno per salvarsi, non so se, visti i continui summit fra Guarascio e Trinchera, vorranno fare una squadra per puntare anche ai playoff. Onestamente non credo abbiano le capacità economiche, però con un allenatore come Braglia può anche avere una squadra magari da metà classifica, lui può farla rendere anche il doppio, e questo il suo
suo vero potenziale, cioè la sua vera dote. Attilio, prima di parlare delle raffiche di Serie B dovremmo avere in collegamento telefonico il direttore sportivo della Vibonese, Simone Lo Schiavo. Pronto direttore, mi sente? Sì, vi sento, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, intanto le facciamo gli auguri noi di Qui Mercato perché abbiamo saputo che insomma, è diventato neopapà da pochissimo. Grazie mille per gli auguri. Sì, il parto è stato ieri pomeriggio, quindi è nata la mia primogenita, quindi è una grande emozione per me. Sveliamo un retroscena, direttore. No, ieri ci siamo sentiti per affaracci nostri, come spesso accade, e mi hai detto: Attilio, ti ho risposto tardi perché sono diventato papà. Io sono rimasto un po' così. Gli ho detto: direttore, come me lo dici così? Tanti auguri anche da parte mia al direttore, impegnato tra mercato a questo punto un altro compito molto arduo, direttore? Sì, dovrò convocare presso l'ospedale di Azione di Vibo diversi procuratori in questi giorni e fare le trattative direttamente da qui, perché se no mi è difficile assistere mia moglie e mia figlia. A parte gli scherzi, siamo sempre operativi, noi stiamo lavorando, anche se non vi è nulla di ufficiale, ma dal 5 di maggio stiamo lavorando sotto traccia per assicurare la migliore formazione possibile alla Vibonese l'anno prossimo. Non ci siamo fermati un attimo, né io né il direttore generale Beccaria né il presidente. Adesso abbiamo completato l'iscrizione, che è un iter tortuoso e burocraticamente impegnativo, e adesso ci possiamo concentrare sugli aspetti dell'area tecnica. Due curiosità da parte mia, direttore. La prima, lo diceva lei poc'anzi, la scelta dell'allenatore, a che punto siamo e che obiettivi avrà per la prossima stagione in un girone che si appresta ad essere veramente complicato come quello di Serie C, il girone C del prossimo anno, con corazzate come Bari, Foggia, sicuramente un girone per cuori forti. Attilio, scusami, ti sento male, ho sentito per quanto riguarda la scelta dell'allenatore, ti sento molto lontano. Sì, comunque la scelta dell'allenatore è ancora in stand-by, è una situazione che non è ancora evoluta in via definitiva, quil stiamo facendo le valutazioni, perché credo che sia primario per il progetto tecnico la scelta dell'allenatore. Quindi penso che questa settimana o al massimo la prossima dovremmo avere novità in tal senso, e il nostro obiettivo l'anno prossimo dovrà essere quello di una salvezza tranquilla, perché non possiamo fare voli pindarici, perché rischiamo di farci male. L'anno prossimo il campionato sarà ancora più competitivo, già quest'anno è stato di livello secondo me medio-alto, che se ne dica, quindi l'anno prossimo dovremo superarci per salvarci in maniera tranquilla e per fare un campionato dignitoso. Non sarà facile, ma noi stiamo lavorando per questo, Direttore, noi la ringraziamo di essere stato con noi, sicuramente la disturberemo nelle prossime settimane per sapere qualche novità fresca proprio sul mercato. Grazie ancora e auguri di nuovo da parte nostra. Grazie a voi, buona serata a tutti e a presto. Attilio, prima di chiudere questa seconda parte... Il direttore parlava della scelta dell'allenatore. Sì. La Vibonese ha in testa da un mese a questa parte Giacomo Modica, che ha fatto benissimo guidando la Cavese. Saremmo allo sprint, da quanto ci risulta, per l'arrivo di Giacomo Modica alla Vibonese, una Vibonese che ha attenzionato diversi allenatori, ma una Vibonese che avrebbe, da quanto ci risulta, usiamo il condizionale che mai come in questo caso è d'obbligo, Giacomo Modica, ma ne parleremo delle formazioni di calabresi impegnati nel girone C, che come diceva giustamente il direttore prima, ha poco di Serie C, con Bari, Foggia, certo. Senza dubbio un girone per cuori forti, dove le calabresi si candidano ad avere un ruolo importante, tra l'altro con Reggina e Catanzaro.
Io chiedo alla regia intanto di aggiornarmi in fase d'opera per sapere quando insomma saremo in pubblicità. Ad Attilio invece chiedo una raffica veloce sulla Serie B, se ci sono... Ah, veloce? Velocissima, dai. Partiamo da un grande colpo che il Pescara vuole regalare a Luciano Zauri, neotecnico. Il Pescara ci sta provando per Amato Ciciretti, reduce da una stagione a corrente alternata, più ombre che luci ad Ascoli. Il Pescara vuole strapparlo al Napoli, ci sono diverse società, ma il Pescara farà la voce grossa per cercare di raggiungere questo grande obiettivo di calciomercato. Notizie che arrivano anche e soprattutto dal Cesena. Borello in arrivo dopo l'esperienza di Rende, il Cesena con Ciccio Modesto che riavrà questo calciatore a meno di clamorosi colpi di scena, la Juve Stabia che ha chiesto Mezzoni in prestito al Napoli, Crotone, Cosenza e Juve Stabia che si contendono il classe 2000 Gianluca Gaetano, mentre il Pescara è letteralmente scatenato, ha raggiunto un'intesa di massima dalla Torres per il classe 92 Sarrizzu, mentre il Cittadella, nel frattempo di definire nuovamente la permanenza di Venturato sulla propria panchina, ha scelto il nuovo vice allenatore che sarà Marco Veronese. Mentre Attilio, per quanto riguarda la Serie C, possiamo dire che il Catanzaro riparte da mister Auteri. Insomma, questa è una certezza che hanno voluto ribadire la settimana successiva, diciamo, alla sconfitta nei play-off. Ovviamente la Vibonese, dicevamo prima, in work in progress per quanto riguarda l'allenatore. A Rende invece ieri c'è stata la presentazione ufficiale dell'allenatore, anche di questo ne parleremo anche in queste settimane. Ovviamente si riparte da un allenatore giovane che magari approccia per la prima volta a questa categoria. No, ognuno riparte con il proprio ruolo ben delineato, Catanzaro e Regina a cercare di fare la voce grossa sul mercato, il grande impatto che ha avuto il presidente Gallo, un entusiasmo ritrovato a Reggio Calabria, il Catanzaro che dopo la fragorosa eliminazione dai playoff ripartirà da Gaetano Auteri, nonostante ci sia stata un po' di maretta all'inizio, si è raggiunta un'intesa di massima, si andrà avanti insieme. Tra l'altro il Catanzaro che ha come obiettivo, che ha come sogno quello di regalare a Gaetano Auteri un grande attaccante per la prossima stagione. Si è parlato moltissimo di Baclé, non sarebbe uno dei primi nomi in lista per il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, da quanto ci risulta piace molto il profilo di Arrighini. Su Furlan si è dibattuto molto sulla presunta stories di Instagram da parte del portiere del Catanzaro, c'è sicuramente la Ternana, ma il Catanzaro vuole assolutamente riconfermarlo. Si monitora anche il classe 1989 Maiorino della Juve Stabia, possibile uscite. Dursi, il Catanzaro vorrebbe andare avanti dopo la grande stagione di quest'anno, ma fa gola a diverse formazioni big del campionato di Serie C, piace molto al Catania, piace molto al Bari, ma il Catanzaro vuol blindare Dursi. Sempre sul Catanzaro, occhio anche alla notizia che abbiamo dato in apertura, praticamente definito l'arrivo dopo l'esperienza di Gibilterra del giovane talento Gabriele Novello per il Catanzaro in settimana. Per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, è attesa la firma per il primo acquisto che potrebbe essere ufficiale a breve del Catanzaro di Gaetano Auteri. A Dino invece chiedo, su questa Serie C che si ripropone per il 2019-2020, insomma ci sono Rende e Vibonese che cercano ovviamente la tranquilla salvezza, mentre ci sarà un testa a testa fra Catanzaro e Regina, perché a quanto pare entrambe vogliono raggiungere questa promozione. Non lo ha diciamo mai nascosto il presidente della Regina e continua a non nasconderlo anche il presidente del Catanzaro, che magari vuole arrivare a questa promozione diretta e non attraverso i playoff. Sì, innanzitutto vorrei spendere due parole sul nuovo mister Rende, che è Andreoli. Sì. Ho avuto modo di osservarlo anche quest'anno alla guida dell'Acri. Ha avuto una stagione abbastanza travagliata in cui comunque sta per riuscire nell'impresa di salvare la squadra. Purtroppo diversi fattori hanno fatto sì che l'Acri retrocedesse, ma comunque il gioco espresso da Andreoli è stato veramente di qualità. E penso che sarà difficile per lui ambientarsi a una società come il Rende, ben più blasonata, però credo che abbia le sue carte per poter far bene. Poi tra la Vibonese, abbiamo sentito prima comunque il direttore Lo Schiavo, so per certo che vogliono fare una squadra abbastanza competitiva, credo che l'aver mancato di poco i playoff un po' sia stata una nota stonata in una stagione che poteva essere anche perfetta per come
stava andando. Mentre infine per il prossimo anno vedo rispetto tra le due big calabresi, vedo favorita naturalmente la Reggina, anche visto che il nuovo presidente ha dichiarato apertamente il voler andare in Serie B. Credo che le potenzialità ci siano, anche il direttore sportivo Taibi sa come costruire una squadra all'altezza. Certo, la Reggina che appunto vedo difficile che lasci andare un calciatore come Baclé, che insomma, ha voluto fortemente lo scorso campionato, e quindi magari poi dipenderà ovviamente dalla richiesta economica, da tante cose. No, il quadro degli allenatori, tra l'altro, che tu citavi prima, è sempre più delineato. Il Catanzaro con Auteri, Rende con Andreoli ufficiale, la Vibonese che è in testa Modica, la Reggina una pura formalità, c'è già l'intesa di massima da almeno 3 settimane con Mimmo Toscano per un contratto biennale. L'unico nodo che resta formalmente, perché di questioni burocratiche e formali si tratta, è la liberatoria che dovrebbe arrivare dalla Feralpisalò, che chiede anche un conguaglio, e questo sarebbe l'unico nodo da dover sbrogliare prima che il matrimonio possa sancirsi in maniera ufficiale, ma non ci sono problemi. Mimmo Toscano sarà il nuovo allenatore della Reggina per la prossima stagione. Tra l'altro il direttore Massimo Taibi, anche lui al lavoro tra tanti incontri di calciomercato, priorità al portiere, piace Nordi, ma c'è anche Crispino, apprezzato per la seconda parte di stagione ottimale che ha svolto nel girone C la scorsa stagione, ma non escludiamo che Baclé possa essere in uscita. Ad oggi non ci sono trattative chiuse o avviate, ma Baclé e la Reggina potrebbero dirsi a sorpresa addio già dopo mezza stagione. Leggevo proprio Attilio adesso su Tutto B, c'è questa notizia che riguarda Maniero, l'attaccante del Cosenza, che potrebbe andare addirittura in Serie C. Sì, anche se è un ingaggio importante, non so quante formazioni di Serie B francamente possano permettersi il contratto di Maniero, ma al momento siamo alla fase degli apprezzamenti. Anche per Maniero non ci sarebbe nessuna proposta già talmente avviata per poter parlare di affare chiuso. Allora, io penso che siamo arrivati al momento proprio della pausa pubblicitaria, do la linea alla regia, ci vediamo qui fra pochissimo. Ringrazio ovviamente perché ci saluterà in questa prima parte l'agente sportivo Dino Farina. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Insieme a noi adesso questo pomeriggio ci ha raggiunto il presidente del Castrovillari, Alessandro Di Diego. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio, grazie a voi. Iniziamo proprio parlando di Castrovillari, Attilio. Sì, anche perché la situazione è abbastanza calda. Il presidente ha rassegnato... Vista le temperature... non solo, il presidente ha rassegnato le dimissioni. A che punto è la situazione a questo punto, presidente, soprattutto per i tanti tifosi del Castrovillari che stanno seguendo? Che futuro può avere questo Castrovillari dopo comunque il grande campionato di questa stagione? Assolutamente. Ho rassegnato le dimissioni per una serie di problematiche sia personali e sia un po' logistiche, perché insomma la società ha perso il numero minimo dei componenti, quindi purtroppo se ne deve formare una nuova. Quindi abbiamo la necessità di avere altri imprenditori, altri dirigenti, e onestamente da solo non penso di riuscire a portare avanti questo progetto, anche perché insomma i nostri tifosi meritano tanto, perché mi sono stati vicini in tutti questi anni che sono stato lì a Castrovillari, quindi per una questione di rispetto e di correttezza ho scelto di fare questo passo. Quindi in primis per loro e anche per la città bisogna essere chiari: nel momento in cui si rimane da soli e non si può garantire una situazione importante, è meglio fare un passo indietro e non fare brutte figure. Quindi la decisione è stata questa. Il tutto però, lo dicevamo prima, Anna, dopo una stagione importante anche dal punto di vista dei risultati sportivi, tanti calciatori sfornati, un calcio importante, il Bari che è arrivato in Calabria per la prima volta
ha perso sia con la Cittanovese, ma è stato messo sotto sicuramente anche dal punto di vista forse di più anche del gioco proprio contro il Castrovillari. Sono dei risultati che però spingono ad una riflessione ulteriore su questa decisione. Assolutamente, penso che l'anno scorso il Castrovillari sia stata la squadra che a livello di gioco abbia impressionato tutte le altre società. Avevamo veramente tirato fuori un gioco bellissimo, una situazione davvero stupenda, infatti poi alla fine abbiamo avuto i complimenti da parte di tutti quanti. Un organico giovane, avevamo la media neanche di 21 anni, quindi voglio dire, il mister e il direttore sono stati davvero bravi a far sì che tutto il quadro magico portasse ad un risultato importante. Ma dietro tutto questo ovviamente c'era anche un gran lavoro da parte mia e della società per garantire e sostenere questo progetto. Il rammarico è proprio questo, aver fatto benissimo l'anno scorso e nel momento in cui siamo arrivati nelle battute finali, nel momento in cui si cercava di fare quel qualcosa in più, di dare continuità e di sperare di andare a fare una situazione completamente diversa, poi alla fine mi sono guardato intorno, ho detto ma alla fine sono solo, cosa posso fare da solo? E quindi da qui sono scaturiti i miei dubbi, le mie perplessità, e ho preso la decisione di andare dal nostro sindaco, dal primo cittadino, ad esternalizzare tutto quello che erano una serie di difficoltà e quindi insomma il rammarico è questo. Presidente, quanto è difficile fare calcio alle nostre latitudini? Assolutamente, perché ormai il nostro campionato è diventa sempre più difficile e i costi diventano sempre più alti, quindi non tutti riescono ad accettare questo. Sul territorio gli imprenditori che hanno la passione, perché qui dobbiamo parlare solo di passione, non è un investimento. A zero, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta a tempi supplementari con Paolo Medeo, tra l'altro. Gli imprenditori oggi che investono nel calcio, soprattutto in queste categorie, dicevi benissimo tu Anna, non solo le difficoltà, ma soprattutto gli investimenti a vuoto, a perdere, sono dei folli veri e propri. Assolutamente, quindi stiamo parlando di, ahimè io mi definisco un ludopatico, quindi siamo tutti ludopatici che la domenica sono lì a cercare di avere queste emozioni grandissime, perché la verità è questa. Però poi alla fine ci rimettiamo tempo, denaro e di tutto di più, e poi ovviamente siamo sempre tra l'incudine e il martello, perché dipende dalla domenica, certo, dal risultato, quindi le nostre tifoserie e i tifosi possono essere, ci possono osannare, come poi portarci subito sulla bocca di qualche... Presidente, quella è la telecamera, faccia un appello a chi magari le può in questo momento dare una mano. No, ma soprattutto l'appello è quello di avvicinarsi ad una società, ad un blasone storico, ad una situazione importante, perché la nostra piazza insomma è una piazza importante, una piazza calda, ha una tifoseria importante, quindi lo merita, perché da qui a 2 anni ci sarà il centenario. Io penso che gli appassionati che magari ancora oggi sono a casa e vorrebbero fare qualcosina si possono avvicinare e portare il loro contributo per far sì che il Castrovillari possa di nuovo, in questo momento fatemi passare questo termine, riemergere dalle ceneri, quindi come una fenice ritornare subito a volare e a farlo nel migliore dei modi, perché penso che comunque lo meritiamo, lo merita la piazza, lo meritano i tifosi, lo meritano tutti gli sportivi. Una società composta, insomma, da persone per bene, società che non ha nessun tipo di problemi, non abbiamo avuto mai nessuna avvertenza, non abbiamo avuto mai nulla, quindi un ambiente molto positivo, un ambiente caldo, un ambiente caloroso. Castrovillari è una piazza importante, quindi per tutte quelle persone che vogliono fare calcio e si vogliono divertire e farlo in maniera seria e soprattutto con un progetto che possa trovare l'unità di intenti di tante persone, penso che possa essere il luogo ideale per costruire qualcosa di importante. E noi ce lo auguriamo, Presidente. Intanto abbiamo al telefono il direttore di Tutto Sport, Xavier Jacobelli. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio. Ci siamo sentiti 1 anno fa quando c'era la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ci risentiamo dopo 1 anno
con la notizia dell'arrivo del neo allenatore Sarri che verrà presentato giovedì. Direttore, insomma, qual è il sentore? Cioè, i tifosi sono contenti di questa scelta, secondo lei? Guardi, come sempre accade in queste circostanze, quando una grande ex rivale approda sulla panchina della squadra del cuore, vedasi ciò che sta accadendo all'Inter, dove è arrivato l'ex bianconero acerrimo rivale sportivo Antonio Conte, i pareri sono variegati, composti, cioè chi è favorevole, chi è contrario, chi avrebbe desiderato un altro tecnico. La realtà è che alla guida della Juventus approda un grande allenatore, uno fra i migliori in circolazione, che ha fatto benissimo alla guida del Napoli e poi con il Chelsea al primo tentativo ha vinto l'Europa League e sono certo che farà molto bene anche alla guida dei campioni d'Italia. Salve direttore, innanzitutto la ringrazio per aver accettato nuovamente il nostro invito. Anna parlava prima della questione, della querelle che c'è stata tra Sarri, una scelta fatta già 20 giorni fa. Che idea si è fatto da maestro del giornalismo qual è della querelle Sarri-Guardiola e soprattutto a questo punto che campionato si sta delineando con l'Inter con Antonio Conte, il Napoli alla caccia di James Rodriguez e Manolas, la Roma che ha detto addio a Francesco Totti, sarà un campionato molto più combattuto rispetto allo scorso anno? Guardi, intanto per quanto concerne tutto sport è dal 9 maggio, il giorno in cui abbiamo dato per la prima volta la notizia che Sarri sarebbe potuto essere successore di Allegri. Tutto sport, ieri abbiamo ripercorso su 2 pagine di giornale tutte le notizie che abbiamo dato e che hanno portato alla conclusione che abbiamo anticipato. Quindi francamente per quanto riguarda la questione Guardiola è un tecnico che alla Juventus sicuramente è piaciuto. Abbiamo anche raccontato di questo contatto che c'era stato a cavallo tra febbraio e marzo scorso, ma che non aveva portato a nulla perché Guardiola, avendo ancora altri anni di contratto con il City, aveva avvertito subito che avrebbe onorato questo contratto. Il resto appartiene a quel mondo della disinformazione, dei venditori di pentole, degli scafisti della disinformazione, convinti che con 40 battute di un tweet si possono ammannire false notizie. Questo è un problema che non ci tocca per niente. Un conto è fare giornalismo serio, un giornalismo che sia informato, un giornalismo che provi riscontri alle notizie, un altro invece non fare giornalismo. Detto questo, penso che una valutazione sul prossimo campionato non possa essere data adesso. Siamo soltanto alla metà di giugno e il mercato chiude il 2 settembre. Certamente con l'ingaggio di un allenatore del calibro di Antonio Conte l'Inter conferma le sue ambizioni. C'è anche il Napoli di Ancelotti, ma anche qui il giudizio potrà e dovrà essere dato al termine del mercato. Adesso francamente siamo soltanto alle prime battute. Direttore, si è parlato di pragmatismo di Allegri, secondo lei invece Sarri potrà regalare questo bel gioco che in tanti chiedono da anni e ovviamente questa Champions League? Ma, francamente io ho trovato molto ingiuste, molto immeritate alcune delle critiche mosse nell'ultimo periodo dell'esperienza di Allegri della Juventus, perché in 5 anni questo allenatore ha conquistato 11 trofei, di cui 5 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia di fila, 2 Supercoppe italiane e derivato per 2 volte in finale di Champions League. Detto questo, è chiaro che i convincimenti tattici di Sarri siano diversi rispetto a quelli di Allegri e che Sarri si è imposto l'attenzione nazionale e internazionale per la qualità del gioco delle sue squadre. Quindi dal punto di vista tattico ci sarà sicuramente un cambio di massa e di assetto della Juventus e penso che Sarri abbia tutto per imprimere una svolta anche a livello di gioco dei campioni d'Italia. Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere stato nostro ospite e buon lavoro. Grazie a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport. Attilio, ritornando proprio al mercato di Serie A, insomma, vediamo una clip e poi ne discutiamo insieme. Siamo pronti? Io non so più dove ho messo il cuore. Forse non l'ho mai avuto, forse l'ho scordato dentro ad una 24 ore. Ma non mi ricordo dove. La gente aspetta i miracoli, a braccia aperte sì come i tentacoli. Spera che risolva tutto il Signore, ma non è così. No, 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 no. Questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Nemmeno tu credi a quello che dici, lo so.
La strada del successo fa vincere soldi, fa perdere amici. Oh no, bambini e banditi ai miei show. Calypso, fuori ragazzo nei vicoli, sento sirene negli angoli. Abbiamo visto i gol di Icardi, insomma c'è questa telenovelas fra Icardi e l'Inter. Che fine farà questo? Una soppopera che va avanti ormai da mesi, caro Presidente, e che vede nella testa di Icardi e nella testa soprattutto dell'Inter un finale scritto. L'Inter ha comunicato anche tramite Antonio Conte, un retroscena recentemente con Guandanara al telefono. L'Inter ha ribadito la volontà di non voler continuare l'avventura con Mauro Icardi che piaceva in tempi non sospetti sia a Roma che Napoli. L'Inter avrebbe gradito anche privarsene per cederlo a Roma e Napoli, ma Icardi non ha mai aperto alle ipotesi Roma e Napoli. Icardi ha in testa la Juventus, Inter e Juventus che a loro volta hanno in testa uno scambio di Dybala-Icardi. Per l'Inter andrebbe bene, l'unico da convincere in questa vicenda è Paulo Dybala, che non sarebbe convinto dell'Inter. Marotta sta lavorando sotto traccia da almeno un mese a questa parte ed è uno scenario assolutamente da non escludere, ma Icardi a maggior ragione con Maurizio Sarri in panchina è diventato nuovamente il primo della lista per l'attacco della Juventus, una Juventus che si sta muovendo secondo i dettami del nuovo allenatore. I viaggi la scorsa settimana parallelamente tra Francia e Inghilterra del direttore sportivo Fabio Paratici, in Francia per Ndombele, il Lione ha sparato alto 70 milioni, la Juve che ha l'intesa con l'agente Mamà Veronique, personaggio abbastanza controverso che spesso e volentieri ci ha tenuto incollati agli smartphone. Per quanto concerne Rabiot non sarebbe un obiettivo prioritario Guéry, c'è l'idea Meunier qualora la Juventus dovesse decidere di privarsi di Cancelo, scelta anche qui fatta, c'è una trattativa avviata con il Manchester City sulla base di 50 milioni di euro e poi il viaggio in Inghilterra. E per Trippier, altro profilo gradito del Tottenham per il dopo Cancelo, ma soprattutto per il grande obiettivo, per il grande colpo che la Juve vuole regalare a Fabio Paratici, vuole regalare alla sua tifoseria, ma soprattutto al nuovo tecnico, il Paul Pogba. Il Manchester United non se ne priverà per meno di 150 milioni di euro. Altre notizie di giornata, incontro in sede, ne abbiamo parlato il 9 maggio dalle colonne di calciomercatoreport.it, oggi il summit tra l'entourage di Diawara, Gerry Piccolillo e Daniele Piraino in sede al Milan. Diawara che è il piano B per il centrocampo dei rossoneri che sono forti su Mario Rui, primo nome di Giampaolo per la fascia sinistra, stanno portando avanti i contatti con Veretù, balla ancora qualche milione con la Fiorentina. Per Sensi c'è un accordo quinquennale sulla base di 1,5 milioni di euro a stagione, ma c'è ancora distanza con l'offerta del Milan che è di 15-16, la richiesta del Sassuolo che è di 25. Nella serata di ieri, sempre a Milano, cuore pulsante del calciomercato, summit tra Beppe Marotta e Carnevali, il Sassuolo spinge forte su Andrea Pinamonti. Chiudiamo con James Rodriguez, apertura del Real Madrid al prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha il sì del calciatore, il Napoli che oggi vedrà Mino Raiola per ratificare l'accordo con Manolas. La Roma però vuole sempre l'intera clausola rescissoria, ricordiamolo, di 36 milioni di euro. Approfitto della presenza del Presidente per chiederle, abbiamo visto nelle scorse settimane l'arrivo a Firenze di un calabrese come patron proprio della Fiorentina. Come mai questi calabresi non scelgono la Calabria per investire nel calcio? Penso che innanzitutto è un club di Serie A, certo, un club con una storia. Firenze ha una storia, ha una tifoseria calda, è una città bellissima, ha un bacino d'utenza non indifferente. Io penso che Commisso farà bene, non nell'imminenza, ma penso che farà bene e regalerà ai tifosi viola qualche soddisfazione, perché ha la voglia, l'entusiasmo. L'abbiamo visto noi, diciamo, in una serie minore che sarebbe la Serie C, con il Presidente Gallo a Reggio, è arrivato e insomma ha scombussolato tutto. Insomma, ha creato un entusiasmo non indifferente. Penso che Commisso sia il Gallo per Firenze. Il Gallo per Firenze. E tra l'altro vuole presentarsi al meglio non privandosi di Federico Chiesa, nonostante sia un sogno sì, assolutamente, non tanto proibito. Lì però penso che ci sia qualche problema, perché penso che la volontà del giocatore sia andare via e onestamente la Juventus in questo nel nostro palcoscenico in Italia sia il club che più di tutti in questo momento possa rappresentare il calcio.
l'Inter che si sta facendo avanti. Insomma, il calcio italiano sta di nuovo riprendendo piede. Abbiamo avuto un periodo buio, ma da qui a non molto secondo me il calcio italiano riporterà talenti, giocatori, allenatori importanti e rivivremo di nuovo il periodo, insomma. Già il fatto di aver acquistato l'anno scorso anno Cristiano Ronaldo è stato un gran colpo per il calcio italiano. Assolutamente, Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori, se non il giocatore più forte al mondo, ma poi ecco, non si acquista Ronaldo per il suo gioco, ma si acquista Ronaldo perché Ronaldo rappresenta un'azienda e tutto quello che c'è dietro Ronaldo, e lì una società lungimirante come quella della Juventus ha fatto capire che, insomma, se vogliono fare i colpi sono capaci di farlo. Ad Attilio invece chiedo sul Lecce, e questa novità, Lecce che si trova in Serie A, quindi parecchi giocatori che insomma hanno fatto grande questo Lecce di Meluso, saranno di nuovo sul mercato. Non penso che il direttore possa mantenere ben salda l'ossatura che ha portato il Lecce appunto in Serie B. Tra l'altro il direttore Meluso che è in Turchia in questi minuti, è un Lecce che verrà completamente rivoluzionato, 11 acquisti partendo dalla difesa. Tonelli, accordo raggiunto con il calciatore, Silvestre dall'Empoli si è promesso al Lecce, Farias, accordo raggiunto con il Cagliari a titolo definitivo, operazione da 7 milioni di euro dal Cagliari, e un Lecce che sta portando avanti questo sogno, Burak Yilmaz, oggi muro del Beşiktaş che chiede 7 milioni di euro, ma in realtà il Lecce confida nella volontà del calciatore, che è quella di sposare il progetto salentino. Nonostante il muro del Beşiktaş, abbiamo raccolto segnali positivi dalla missione turca del Lecce, il Lecce che potrebbe attingere anche in Turchia per un nuovo centrocampista, senza dubbio un Lecce work in progress che si sta muovendo bene. Io condivido l'analisi sinceramente del Presidente quando sosteneva che il calcio italiano non è assolutamente morto, anche in chiave di nazionale. Un anno fa eravamo maledettamente depressi, fuori dal mondiale, oggi a un anno di distanza il valore del lavoro di Roberto Mancini in termini di mentalità, in termini anche di approccio nuovo nel lancio di talenti sta pagando assolutamente. Tra l'altro nell'Under 21 sono quasi tutti uomini mercato, Barella, Chiesa, Ken, Mancini, Meret, tutti i calciatori che hanno un'esperienza internazionale di base. Tra l'altro abbiamo dato il Livorno prima, ecco qua. Sì, infatti, questo stavo facendo vedere ai nostri telespettatori proprio la tua notizia anticipata poco fa di Bruccini al Livorno, potrebbe essere insomma interessato Livorno e Spezia. Piace molto a Breda, piace molto al tecnico Roberto Breda, l'ho apprezzato in questo campionato, ma ribadiamo che Bruccini è in scadenza di contratto con il Cosenza, ma ha un accordo con il Cosenza per andare avanti insieme, così come Idda e così, a meno di clamorosi colpi di scena, anche con Saracco. Le pagine oggi dei giornali nazionali, possiamo farle vedere, sono quasi tutte su Totti, Attilio. Il suo addio, giustamente, insomma, dopo aver lasciato la Roma da calciatore, adesso la lascia anche da dirigente. È normale che ovviamente ancora queste sono notizie che fanno insomma prima pagina, perché un giocatore simbolo, un uomo simbolo come Francesco Totti dopo De Rossi ha perso un altro pezzo importante la Roma. Ciò che è uscito da quest'estate romana è stato un terremoto vero e proprio. La Roma è una polveriera, non solo perché le dichiarazioni pubbliche di De Rossi, di Claudio Ranieri, e non ultime quelle che hanno fatto scalpore di Francesco Totti. 85 minuti di titoli ha regalato Francesco Totti. Francesco Totti secondo me non è stato solamente un capolavoro di calciatore, ma ha dimostrato nella conferenza stampa di ieri di avere, qualora ce ne fosse bisogno, le idee chiave come dirigente calcistico, i consigli non ascoltati sugli acquisti, ma a Roma ci sono troppe teste e soprattutto il problema che emerge di fondo è Franco Baldini, con tutta l'ammirazione possibile per un grande dirigente del calcio internazionale come Franco Baldini, ma non può comandare e decidere un uomo ombra da Londra. Servono uomini di campo che vengano ascoltati. Io rispetto la scelta di Totti, andare avanti così non ha senso. Totti merita di essere responsabilizzato.
Siamo quasi in chiusura, però una domanda te la vorrei fare, perché su Tutto Bio adesso parla di Arrigoni che potrebbe tornare al Cosenza. Ne abbiamo parlato poco fa, insomma, di questi pezzi pregiati del Lecce, allora uno di questi potrebbe essere proprio Arrigoni. È un tormentone che torna, no? Come quelli che si ballano sulle spiagge, ma adesso ad oggi sinceramente non ho riscontri su Arrigoni al Cosenza. Va bene, siamo in chiusura. Io ringrazio il presidente del Castrovillari, Alessandro Di Diego, e spero che insomma il suo appello venga raccolto al più presto. Arrivederci, presidente. Arrivederci, grazie. Ringrazio il mio compagno di viaggio Attilio Malena, con lui ci rivedremo domani sempre qui su Ten alla stessa ora, qui Mercato. Ci rivediamo domani, ci rivediamo giovedì, quindi saremo sempre qua a darvi notizie quanto il più veritiere possibile, come giustamente ha detto il direttore Xavier Jacobelli. Ringraziamo Michele Cavalla Camera, Enzo Leonetti in regia, ovviamente tutti i tecnici che hanno lavorato a questa trasmissione, Piero Arena, Massimiliano Fino, Mario Scarpelli, insomma tutti, grazie e ci vediamo di nuovo domani, puntualissimi alle 15. Volevo credere a qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che ho morso alla mela. Ti cambia la carriera ora. Di Eva. E lasciami ballare che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te.